Ciao e bentornato in questo nuovo video. Io sono Alessio Veneziano, fisioterapista e fondatore di venezianotherapy.com. Oggi vado a spiegarti come lo stress e ansia creano sintomi fisici cronici, ok? Cronici, qui parliamo dai 3 mesi in su di sintomo, ok? Che potrebbero anche durare anni. Per esempio, cervicale, mal di schiena, emicrania, fibromialgia. Ora, quali sono i sintomi principali che sono creati da stress e ansia? Qua parliamo di tensione e dolore, quelli sono i principali sintomi, ok? Questa tensione e dolore non sono creati quindi da problematiche fisiche. Quindi se andiamo a vedere quali problematiche fisiche si possono avere che creano dei sintomi da dolore e tensione, potrebbero essere infezioni, malattie autoimmuni, fratture, metterei anche qui cancro, ok? Adesso fortunatamente avrei fatto queste visite per eliminare queste patologie gravi e non è uscito niente, ok? Potrebbero esserci anche sintomi come attacchi di panico o problemi di pelle, qui parliamo principalmente di psoriasi, che sono appunto problematiche anche psicosomatiche. Ora, quali sono le cause? Perché il sintomo ovviamente lo sappiamo, è molto chiaro. Quello che non è chiaro è da dove arrivano e perché persistono. Ora voglio portarti appunto dal dove arrivano, ok? Le cause possono essere diverse, ogni persona ha diverse cause, ok? Ma le cause ovviamente sono qui, psicologiche e sociali. È molto difficile che si trovano cause croniche, ok? Che non derivano da infezioni, malattie autoimmuni o cancro, ok? Che non siano di natura psicologica, psicosomatica in realtà. Ora non vuol dire che te la stai creando questo sintomo, non vuol dire che la tensione e il dolore te lo stai creando tu, che te lo inventi, è assolutamente reale al 100% ed è creato dal nostro cervello, ovvero il nostro sistema nervoso. Il nostro sistema nervoso centrale, quindi che parte dal cervello e va verso tutto il corpo, verso tutti i nostri organi, muscoli, ossa, è diventato ipersensibile. È diventato ipersensibile a causa di eventi del nostro passato e del presente, ok? Appunto qui c'è una metafora del bicchiere, faccio spesso ai miei clienti, ai miei pazienti la metafora del bicchiere per farti capire come il sistema è diventato ipersensibile in questi anni, ok? Le cause principalmente sono queste, parliamo di diagnosi errate, non è raro che un paziente vada a fare una lastra, una risonanza magnetica, trovano delle ernie per il mal di schiena e dicono ok, questa è il problematica, è il problema ecco perché è il sintomo di dolore alla schiena. Poi si va a vedere che dopo i 3 mesi in su molte problematiche di ernia non esistono perché non sono causate da ernia, ma sono causate da contrazioni muscolari e mancanza di ossigeno e privazione di ossigeno di quei tessuti della schiena, che potrebbero essere anche la cervicale o comunque anche nella zona, in tutte le parti del corpo. Questa contrazione creata dal sistema nervoso che è diventato ipersensibile crea quindi delle microinfiammazioni e quindi poi dolore. Se le cause sono di questa tipologia, quindi parliamo di diagnosi errate, che magari dopo appunto la diagnosi il dolore guarda caso è aumentato, ok? Diagnosi errate. Traumi fisici o psicologici, ci potrebbero essere stati degli eventi che ti hanno segnato, tra virgolette, che potrebbero essere magari abusi fisici sessuali, ok? O magari cose che non parliamo magari di traumi, ma parliamo di atti di bullismo, ok? Queste cause possono essere diverse, magari un infortunio che si è mantenuto nel tempo dopo i 3 mesi. Anche l'osso più grande del corpo, il nostro femore, guarisce entro i 3 mesi. Quindi non c'è assolutamente nessuna problematica fisica, ok? Quindi anche se un infortunio è guarito, magari è stato dato da un incidente stradale e si mantiene per 3 mesi, per più di 3 mesi, ecco che qui il sistema nervoso in qualche modo sta memorizzando la problematica, sta memorizzando il dolore.
cambi di vita, magari relazioni, divorzi, cambio di lavoro, stress a lavoro anche, perdita di un familiare, ok? Sotto il Covid abbiamo avuto un sacco di queste problematiche negli ultimi anni. Problematiche della stress e ansia causate appunto da altre cose. Questa stress e ansia cronica rimanda cortisolo, rimanda una serie di particelle chimiche, sia dal punto di vista chimico che dal punto di vista elettrico sul nostro corpo, che crea questa tensione, ok? Quindi questa tensione, se si va a alimentare dagli anni, ok? Che potrebbe anche arrivare dai 0 ai 7 anni, soprattutto dai 0 ai 7 anni, ci possono essere dei traumi già lì, che ogni volta che il sistema nervoso recepisce un danno, un trauma o un infortunio, dei cambi di vita che in qualche modo non vengono processati bene, vanno a aumentare la soglia, aumentano la soglia della nostra tolleranza al dolore, ok? Fino a un certo punto in cui il corpo non riesce più a mantenere questo controllo e, diciamo, va a espellere questa sensibilità al di fuori con dolore o tensione, ok? Quindi, se questo è la situazione tua, che bisogna appunto capire, ogni situazione è diversa, se questa è la situazione tua, la soluzione è quella di fare abbassare appunto quest'acqua del bicchiere, abbassare la sensibilità del sistema nervoso, ok? E come lo facciamo? Lo facciamo attraverso una terapia psicosomatica. Il tapping, la mindfulness, però andare a fare queste terapie psicosomatiche senza capire a monte, quindi, che cos'è che non va, la radice quindi del dolore è inutile. Ecco che parte quindi tutto dalla tua consapevolezza. Qua ho rifigurato il nostro cervello, ok? Il dolore è 100% creato dal cervello. Ovviamente il corpo manda dei segnali al cervello, e se il cervello dice ok, no, questo è un segnale che non mi piace, è dannoso, diamo dolore, ok? Noi dobbiamo appunto dare al nostro sistema nervoso un input di rilassamento, un input di riequilibrio, ok? Che si fa in modo attivo. Non c'è nessuna terapia passiva che fa questo ad oggi. Quindi non massaggi, non manipolazioni, perché non funzionano sul dolore cronico. Dobbiamo andare direttamente sul cervello, ok? Quindi cosa funziona? Qui come funziona? Solitamente il nostro conscio, quindi conscio inconscio, dividiamolo per semplicità il nostro cervello in due posti, in due sezioni. Il conscio è quello che tu hai, sei capace di capire oggi, o che sei al cosciente di quello che succede, ok? Sei al cosciente che pensi a dei pensieri magari negativi, ok? Se andiamo per anni, per mesi, su quei pensieri, su quelle credenze, che quella diagnosi, ecco perché io ho dolore alla schiena, perché per l'ernia, ecco perché io ho la cervicale, per l'ernia, la discopatie, ok? E quindi sto sempre lì allerta. Ecco che quel conscio, quella idea, quel belief, quella credenza va dentro il corpo attraverso il nostro inconscio. E una volta che è entrata dentro il nostro inconscio, continua a perpetuarsi il dolore, ok? Dolore, tensione, ansia, dolore, tensione, ansia. Per eliminare questo circolo vizioso di dolore, tensione e ansia, dobbiamo andare quindi di nuovo sul corpo, dargli dei segnali di rilassamento. La mindfulness, il tapping che insegno, se non sai che cos'è, guardami dei video sul mio canale YouTube, perché ti aiuteranno molto. Mindfulness tapping è esercizio fisico, ok? Non c'è assolutamente nulla che bisogna riparare, non sei rotto, non sei vecchio, il tuo sistema nervoso non è irriparabile,
ecco perché non sei fortunatamente in queste categorie di cancro, infezione, malattia autoimmune e fratture. A quel punto sarebbe diversa la terapia, ok? Quindi se anche tu sei arrivato ad avere il bicchiere fino all'orlo, ok? E qualsiasi cosa fai va a portare il bicchiere, quindi una terapia passiva potrebbe portare il bicchiere leggermente più basso, cioè l'acqua più bassa, ma poi, primo stress, la prima cosa che succede ritorna il sintomo. Noi il nostro lavoro, la soluzione è appunto svuotare ogni tanto a mano, attivamente, con le tue capacità, perché noi possiamo abbassare il livello di acqua del nostro sistema nervoso in modo attivo. Te lo insegno col mindfulness e la tapping, ok? Per questo ti invito a vedere il mio sito web venezianotherapy.com. Insegno queste tecniche ogni settimana, ogni mercoledì in questo periodo, quindi ti metto il link in descrizione. Spero che questo ti abbia fatto capire un pelino di più sulla tua problematica. Se hai commenti, dubbi, scrivimi nei commenti. Grazie e alla prossima.